Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i fatti, tanti i collegamenti con tutto il nord-est. Vi dico già che parleremo di furti, andremo a Udine perché è stata smantellata una banda che colpiva a cavallo tra le due regioni, poi un incidente mortale a Mestre con un anziano 87enne che è stato travolto mentre si trovava in sella alla sua bici. Sono ore e giorni complicate sulle strade in tutto il Veneto. E poi la questione del Pedro che sta infiammando il dibattito in città, a Padova, a Vicenza per un tentato omicidio, un uomo che è stato colpito con il macete dai ladri, addirittura con un macete. Poi l'incubo prezzi, anche questo un tema di questi giorni, di queste settimane particolarmente convulse. Ma partiamo da Treviso dove tiene ancora banco, e non potrebbe essere altrimenti, lo sgombero venuto ieri mattina al Park dal Negro. Come sapete decine sono state le persone sgomberate, parliamo soprattutto di migranti, ma ci colleghiamo con la nostra Elena Dal Forno che si trova, se non sbaglio Elena, all'interno del Park dal Negro. Com'è la situazione? Dove hanno trascorso la notte i migranti che sono stati sgomberati ieri? Che cosa sta accadendo? Perché chiaramente ci sono anche delle polemiche politiche. Elena Dal Forno con Tommaso Migot, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno naturalmente a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo proprio qui all'ultimo piano del Park dal Negro, dove ieri mattina all'alba sono stati sgomberati una quarantina di migranti richiedenti asilo. Bisogna usare il termine corretto, come c'ha oggi, stamattina, dopo ascolterete l'avvocato Antonella Tocchetto. Queste persone sono richiedenti asilo, quindi hanno il diritto di rimanere nel territorio italiano fino a quando non trovano una soluzione. Soluzione che loro chiaramente avevano trovato qui al Park dal Negro, ma che ieri mattina, come ben sappiamo, sono stati sgomberati per una situazione di igienico-sanitaria molto grave, come abbiamo potuto vedere ieri mattina e come rivedremo adesso nelle immagini, e perché la situazione non poteva più andare avanti così. Le persone qui avevano paura anche di venire a parcheggiare e chiaramente non era una situazione di decoro urbano che il sindaco ha detto che non poteva tollerare. Quindi io direi, Cristian, di innanzitutto dire dove hanno passato la notte questi migranti. Dopo che sono stati sgomberati sono andati davanti alla prefettura, qualcuno è tornato qui a dormire, sono stati molto pochi in realtà, perché appunto avevano paura di rientrare in questo luogo dove pensavano che ci fossero forze di polizia a presidiare, però sappiamo che qualcuno comunque qui è tornato e che poi è andato via questa mattina molto presto. Sappiamo che altri sono stati accolti dalle associazioni, dai parroci, però in questo momento la situazione qui, come vedi alle mie spalle, è tranquilla, nel senso che i giacigli sono stati sgomberati, le immondizie sono state ripulite e non c'è segno, che queste persone sono ancora qui nella massa in cui erano, circa 40-50 persone. Allora, se sei d'accordo, io andrei a vedere innanzitutto lo sgombero di ieri mattina, poi le reazioni della politica e della società, e poi rientriamo qui e poi faremo sentire anche l'avvocato Tocchetto, perché c'è una novità. Ci siamo mossi innanzitutto sulla base delle segnalazioni di tanti cittadini che denunciavano una situazione igienico-sanitaria precaria e anche legata a aspetti di sicurezza. Il blitz al Park dal Negro è scattato all'alba con agenti di polizia locale e polizia di Stato che hanno operato in maniera congiunta. Obiettivo sgomberare quello che con il tempo è diventato un maxi bivacco, popolato soprattutto da stranieri, molti provenienti dalla rotta balcanica. La misura per il primo cittadino era diventata colma e ciò che rimane a terra negli anfratti del parcheggio multipiano di Via Venier pare dimostrarlo. Le condizioni che abbiamo riscontrato stamattina, sia da un punto di vista igienico-sanitario che da un punto di vista della sicurezza, non sono assolutamente tollerabili. Sporcizia, rifiuti, feci, ma anche coltelli e attrezzi di dubbio utilizzo. Dopo le forze dell'ordine sono intervenuti, tra gli altri, anche gli operatori di Contarina per una bonifica.
Quante persone in media alloggiavano? In circa ne abbiamo contato una cinquantina, sessantina, poi di preciso non ho idea. Numeri a parte, non si tratta di una misura spot, in tal senso il Comune si è accordato con la stessa proprietà del multipiano. Che dal mese di giugno il parcheggio verrà chiuso con delle strutture, con delle paratie che ovviamente garantiranno la sicurezza e le uscite di sicurezza, ma allo stesso tempo impediranno l'accesso ai pedoni che vanno nel parcheggio non per parcheggiare ma per bivaccare. Resta la consapevolezza di una stretta non risolutiva. Conte per primo guarda governo ed Europa. Il nostro paese, il nostro comune oggi non è più in grado di farsi carico dell'ospitalità di tutte queste persone. Ricordo che l'impegno dell'amministrazione comunale è già importante, abbiamo investito 750.000 euro, abbiamo incrementato i posti letto per le persone ai margini e in difficoltà. È altrettanto vero che il fenomeno migratorio va gestito in modo diverso e non può ricadere sui comuni. A Treviso per il premio Lago Juniores anche il governatore Alberto Stefani guarda allo sgombero del Dal Negro e rilancia sulla necessità di accordi con i paesi di origine, ma non solo. Ossia bloccare l'accesso illegale ai confini del nostro territorio. Questo è quello che ha fatto Matteo Salvini da Ministro dell'Interno, l'ha fatto con coraggio prendendosi 2 processi e credo che questa sia l'unica soluzione. Abbiamo dimostrato che volere è potere e che si può fare, quindi il sindaco ha fatto il suo dovere e le istituzioni sono al suo fianco. C'è un mio amico che è problema, vuole morire con questa vita che sta facendo lui, perché lui non sta bene, lui sempre ha male, perché lui non ha una casa, possibilità di dormire, da mangiare, non vuole più vivere con questo modo. Ci sono tante storie dietro i volti dello sgombero al Parco Dal Negro e a raccontarle fuori dalla prefettura è il giovane Ali, da 10 anni in Italia. Per lui e i suoi connazionali, tutti dice pakistani, la giornata è iniziata in maniera concitata. Un disastro, prima mezzanotte, poi alle 4, poi alle 7 di mattina, con i bastoni, con la forza che andate fuori. Siamo usciti da là, hanno buttate via le coperte, tutto quanto. Alcuni regolari, altri no, tutti chiedono di uscire da una condizione di invisibilità, un limbo estenuante di burocrazia. Ali si rivolge al sindaco. Mario Conte, per favore aiuta quelli poverini che vivono da un anno in strada. Mai vedo così le persone, non mi piace così. Chi vuole lavorare non lo danno la possibilità che vai a lavorare. Se danno un permesso può trovare un lavoro, se non ne hai un documento come posso trovare un lavoro? In prefettura anche alcune associazioni, come i volontari del dormitorio di Monigo, si studia una soluzione tampone, c'è anche Gaia Righetto. Che è inutile lasciarli fuori e poi pretendere che siano gli stessi che vanno a lavorare spesso e volentieri sottopagati a raccogliere i radicchi che mangiamo, gli asparagi che ci piacciono tanto oppure a fare i lavori di manovalanza. Non si tratta quindi di un'emergenza ma di un nodo strutturale e sullo sfondo ci sono le recenti sentenze del TAR del Veneto che hanno condannato le questure di Vicenza e Venezia per ritardi e inefficienze. Le lungaggini burocratiche sono di fatto una violazione al diritto d'asilo. La situazione di queste persone non è casuale, la situazione di queste persone non è dovuta a un'incapacità, è dovuta a una scelta politica ben chiara. Quindi potreste fare addirittura un esposto contro la questura? Sì, potremmo pensarci, ovviamente ci sono da consultare gli avvocati, però se ci sono i termini sicuramente siamo disponibili a farlo. Ecco, e proprio su questo tema, Christian, ti informo che l'avvocato Tocchetto, mi sentite? Sì. Tocchetto ci ha detto proprio che gli avvocati delle associazioni, e quindi Django, Caminantes e quelli che in teoria si occupano, diciamo, di tutte le carte, di tutti i documenti che questi ragazzi devono fare, stanno proprio pensando di fare un esposto alla questura di Treviso, così come sono state condannate dal TAR del Veneto quelle di Venezia e di Vicenza con una sentenza di fine marzo per le lungaggini burocratiche, quindi lungaggini amministrative alle quali questi ragazzi sono
sottoposti. Ecco, questi avvocati stanno tentando di fare la stessa cosa contro la questura di Treviso. Questa è una novità perché chiaramente questi ragazzi, ci ha detto l'avvocato, poi l'ascolteremo comunque nel servizio, sono qui con pieno diritto e quindi l'Italia sta violando l'articolo 10 della Costituzione che dice che l'Italia deve dare ospitalità alle persone migranti ma richiedenti asilo, cioè persone che scappano da situazioni di grave difficoltà nel loro paese dove la loro vita è minacciata. E con questo io vi restituisco la linea e poi ascolteremo anche l'avvocato Tocchetto. Ti ringrazio, grazie davvero Elena Dal Forno con Tommaso Migotta dal Parc dal Negro. Il dibattito politico si infiamma, questa sera nel corso dei telegiornali sentirete diverse opinioni in merito. Fra pochissimo ci collegheremo con Mestre per l'incidente che è avvenuto in strada, vittima un uomo di 87 anni, vi parleremo di furti perché è stata sgominata una banda di ladri e fra pochissimo andremo anche a Vicenza per quell'uomo che è stato colpito con il macete dai ladri, si indaga per tentato omicidio, anzi io già vedrei Daniele Garbin pronto da Vicenza, quasi quasi andrei da Daniele Garbin se la regia è d'accordo. Saluto e ringrazio Alessandro Granziera e Antonio Paul. A Vicenza da Daniele Garbin. Daniele, mi senti? Daniele, se mi sente da Vicenza, non mi sente ancora, non è ibridato. Sì, mi senti? Ecco. Daniele, raccontaci tutto perché è una vicenda che ha scioccato un quartiere intero. Sì, buongiorno Cristian, siamo proprio nel quartiere Santa Croce, proprio nel ridosso della farmacia e di quella palazzina che è alle nostre spalle, che insomma lì era residente la persona che insomma, ha tentato di aiutare una vicina di casa e aveva visto che era vittima di un furto della sua auto. Due individui si erano avvicinati, parliamo di persone straniere, e si era avvicinato e tutta reazione questi due stranieri si sono rivolti in maniera aggressiva, proprio sfoderando un macete, e hanno tentato proprio di colpirlo, l'hanno preso ad un braccio, è stata anche una ferita che ha sfiorato veramente le parti vitali e questo è incredibile. Noi però abbiamo fatto un servizio, con me intanto vi presento l'ospite, Alex Giorni, buongiorno. Buongiorno. È consigliere capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, insomma preoccupati i temi della sicurezza. Vero? È un tema che ovviamente ci preoccupa da molti anni, che seguiamo con attenzione a Schio come in qualsiasi altra città, che purtroppo insomma è costretta ad affrontare questo tipo di problematiche. Ecco, intanto però facciamo il focus di quanto accaduto ieri con un nostro servizio. Intanto ci rivediamo dopo il servizio e commentiamo insieme con il consigliere. Tentato omicidio a Schio. Un uomo è stato ferito a colpi di macete da due ladri. Erano passate da poco le 5 quando in via Santa Croce il silenzio è stato squarciato dalle urla. Un uomo di 59 anni, originario del Marocco e residente in zona, si è trovato davanti a una scena sospetta. Due individui intenti, secondo le prime ricostruzioni, a forzare l'auto di una vicina di casa, parcheggiata nei pressi del condominio vicino alla farmacia. L'uomo non ha esitato, è intervenuto per mettere in fuga i ladri, ma la reazione è stata immediata e brutale. I due banditi, descritti come stranieri, hanno estratto un macete e lo hanno colpito con violenza all'avambraccio sinistro, un fendente che ha provocato una frattura dell'ulna e un grave interessamento miofasciale al terzo medio dell'avambraccio. Ferite serie che hanno reso necessario il trasferimento urgente all'ospedale di Sant'Orso, dove l'uomo è stato portato in sala operatoria del reparto di ortopedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati anche dalle grida sentite da alcuni residenti. I militari hanno avviato immediatamente le indagini per identificare i due aggressori, che dopo l'assalto si sono dileguati facendo perdere le tracce. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze raccolte nelle ore successive.
Ecco, noi abbiamo raccolto le voci nel frattempo questa mattina per capire anche oggi i sentimenti che c'è in questa zona. I cittadini tutti si dicono preoccupati perché comunque hanno visto nell'ultimo periodo un'escalation non solo di aggressioni ma anche di furti, e uscire anche di giorno rappresenta un problema, e su questo in qualche modo ci si sente un po' affidati anche alla buona sorte, no? Parlando anche prima con dei vicini che avevamo cercato di contattare, è venuto fuori questa sensazione. È proprio così, e stanno incrementando questi episodi. Abbiamo sentito, commentavamo, la festa della polizia, una riduzione in generale di reati in provincia di Vicenza, e qui a Schio? Allora, bisogna sempre comunque tenere il sangue freddo quando si commentano questi fatti. Lasciatemi in primo luogo esprimere solidarietà verso il cittadino che è intervenuto dimostrando un senso civico che purtroppo negli ultimi tempi sta venendo sempre meno, e ne ha pagato gravemente le conseguenze. Poi va anche detto che sì, è vero, c'è un problema di sicurezza, di percezione della sicurezza che non viene affrontato in maniera adeguata anche dalle autorità competenti, però non bisogna né minimizzare né comunque ampliare in maniera, voglio dire, eccessiva. Certo è che quello che è accaduto l'altra mattina qui non siamo di fronte a un fatto esclusivamente di microcriminalità, perché quando una persona è disposta a tirare fuori un macete e usarlo, lì siamo di fronte a un tentato omicidio, insomma. Quindi è un fatto molto grave che oggettivamente è evidente che insomma, le persone del quartiere siano preoccupate e noi con loro. Ecco, cosa fare è un tema alla discussione in Consiglio Comunale, state discutendo eventuali iniziative su questo, per quello che si può fare a livello comunale ovviamente? Beh, a livello comunale ovviamente bisogna fare tutte le pressioni che servono del caso per fare in modo che le autorità preposte diano l'adeguato presidio a un territorio come quello di Schio. E va anche detto però che siccome il più delle volte i fenomeni di criminalità di questo genere coinvolgono cittadini stranieri, mi sento di dire senza false ipocrisie che bisogna effettivamente riuscire a espellere tutte queste persone che altrimenti se no ci porteranno a commentare casi del genere ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Va bene, intanto allora ringraziamo Alex Gioni da Schio. Grazie a voi. Ecco, dal momento se non hai domande da studio noi restituiamo la linea. Grazie davvero Daniele Garbin da Schio per questo fatto di cronaca davvero inquietante. Noi rimaniamo nel Vicentino, ma per occuparci di un incidente stradale che ha avuto alla fine un esito tragico, perché non ce l'ha fatta Roberto Peruzzo, 58 anni, è morto a quasi un mese dal grave incidente avvenuto a Bolzano Vicentino. Le sue condizioni erano apparse subito molto critiche. Si è spento dopo quasi un mese di agonia Roberto Peruzzo, 58 anni, coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 19 marzo a Bolzano Vicentino, lungo la strada Postumia. Le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime. L'uomo, trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, era rimasto ricoverato in terapia intensiva e nonostante le cure per salvargli la vita non ce l'ha fatta. L'incidente aveva coinvolto 3 veicoli. Secondo la ricostruzione della polizia locale del Consorzio Nord-Est Vicentino, Peruzzo si trovava alla guida di una Mini quando, per causa in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Un impatto violentissimo. Prima lo scontro con una Fiat Panda condotta da un 28enne, poi il coinvolgimento di un Audi Q5, anch'essa guidata da un uomo di 28 anni. La procura ha aperto un'inchiesta, mentre oggi pomeriggio si sono svolti i funerali. Roberto Peruzzo ha lasciato il fratello Paolo. Tra l'altro fra poco ci collegheremo con Mestre per raccontarvi di un'altra tragedia stradale nella giornata di ieri con la morte di un 87enne, ma lo vedo pronto, collegato da Udine, il collega Francesco Pezzella che ci racconta dell'operazione che ha portato i carabinieri a smantellare una banda criminale, una banda di ladri che agiva tra Friuli e Veneto, diversi i colpi anche in provincia di Treviso. Buongiorno Francesco.
Sì, buongiorno a voi. Esatto, un'operazione che ha portato all'arresto di 5 persone, 4 in carcere, 1 ai domiciliari, su autorizzazione e provvedimento del giudice per le indagini preliminari Giulia Pussini, su richiesta della Procura della Repubblica, per essere più precisi del pubblico ministero Marco Panzeri, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Udine che hanno eseguito oggi i provvedimenti. Si tratta di 5 cittadini italiani ma di etnia rom, dei Sinti, che sono accusati di ben 13 episodi di furto commessi a cavallo fra la metà di gennaio e la fine del mese di gennaio del 2025 in varie località. Per quanto riguarda il Veneto, i furti in questione sono stati commessi a San Michele al Tagliamento, a Maserata sul Piave e a Spresiano. I 5 arrestati sono riusciti a mettere insieme, pensate, un bottino in appena 2 settimane di almeno 150.000 euro. Si erano impossessati anche di un'automobile, di gioielli, orologi, denaro contante. L'indagine è partita diverso tempo fa, sono state poi richieste le misure cautelari che il GIP del Tribunale di Udine ha autorizzato e questo poi vedremo nei prossimi giorni. Ci saranno gli interrogatori di garanzia e si procederà per questi furti che sono stati dunque commessi tra il Friuli. Vi dico anche quali sono i comuni della regione, della nostra regione, in questo caso del Friuli Venezia Giulia. Si parla di Fiumicello, Villa Vicentina, dove è stato messo a segno il colpo con il bottino più elevato, 30.000 euro fra denaro contante e gioielli preziosi. Altri episodi a Cervignano del Friuli, a Codroipo, Campoformido, San Giovanni al Natisone e Trivignano Udinese. Dunque 5 arresti, 4 sono in carcere, 1 persona invece è ai domiciliari. Qui da Udine è tutto, a voi la linea. Grazie Francesco Pezzella con la collaborazione tecnica di Giancarlo Celant. Noi ritorniamo nel Vicentino per il dramma sul lavoro che si è registrato nella giornata di ieri. Un operaio è morto cadendo da una scala nel cantiere del nuovo depuratore in strada Casale, un uomo che arrivava dalla Lombardia. Dramma nel cantiere di Casale a Vicenza, dove è in corso la costruzione di un depuratore. Nel primo pomeriggio un uomo di 67 anni ha perso la vita nella zona in cui è in corso la realizzazione di un nuovo impianto per l'essiccamento dei fanghi di depurazione. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio, residente in Lombardia, di dove è originario, sia scivolato e caduto da una scala, quindi da un'altezza di un paio di metri, riportando una ferita mortale alla testa. Il magistrato ha disposto l'autopsia per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un malore che ha colpito la vittima. Non ci sarebbero testimoni, ma i colleghi, non vedendolo arrivare nella zona della pausa pranzo, hanno dato l'allarme. L'uomo era dipendente di una delle ditte esterne incaricate dell'esecuzione dei lavori. La UIL Veneta intanto alza la voce e ricorda che il 1° maggio la manifestazione nazionale per il lavoro si svolgerà a Marghera. Oggi al Lido strage sfiorata, ma 4 persone si sono fatte male, poteva essere una strage. E adesso ci è arrivata la notizia di un altro morto sul lavoro a Vicenza. Una strage continua, una cosa indescrivibile. Tutte le istituzioni, i corpi intermedi devono fare qualcosa di più. Dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Questa strage deve finire. Nel cantiere, oltre al SUEM, anche la polizia e i tecnici dello Spisal. Viacqua, l'azienda del servizio idrico vicentino, fa sapere che si è messa a disposizione delle autorità per fornire collaborazione e le informazioni necessarie e che in attesa degli accertamenti esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della vittima. Vi dicevo poco fa dell'ennesima tragedia stradale sulle strade del Veneto. Siamo in grado di collegarci ora con la nostra Edi Caliman, che si trova a Mestre con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Un uomo di 87 anni che è stato travolto mentre si trovava in sella la sua bicicletta. Edi, buongiorno, raccontaci tutto.
Cristian, buongiorno a te. Ci troviamo in via Vespucci, stavamo parlando proprio pochi secondi fa con un residente che ci ha fermato per chiederci se eravamo qui proprio per l'incidente di ieri e ci ha fatto notare come in realtà tutti i birilli siano in qualche modo scheggiati dal passaggio delle macchine. Ha definito questa via che di fatto costeggia tutto il centro di Mestre per arrivare fino a San Giuliano e l'ha definita un'autostrada e probabilmente è proprio la velocità ad non aver lasciato scampo all'87enne che ieri più o meno intorno a quest'ora, intorno alle 12, è morto sul colpo dopo essere stato colpito e sbalzato dalla sua bicicletta da un altro anziano che in realtà stava guidando la sua auto proprio in direzione San Giuliano e ha colpito violentemente la testa sull'asfalto e questo colpo non gli ha lasciato scampo, è morto sul posto. Chiaramente tutti i dettagli sono ora al vaglio della polizia locale che è intervenuta e sarà anche dopo le indagini che sarà disposta l'autopsia dell'anziano, di cui ancora non sono state rese note proprio dalle forze dell'ordine le generalità. Quello che ci possono dire i residenti che abbiamo fermato in questo tempo che siamo stati qui sul posto è proprio il fatto che nonostante questo sia uno dei pochi passaggi pedonali e ciclabili ad poter essere percorsi anche in bicicletta, le persone di fatto non rallentano la loro corsa nonostante anche il dissuasore di velocità, i numerosi semafori che si trovano in questa via. Tutti gli aggiornamenti, Cristian, nel telegiornale della sera. Edi, grazie infinite, grazie a te e Sandro Ponchio. Noi rimaniamo nel veneziano, sempre nella giornata di ieri, una giornata difficile, impegnativa per gli operatori del soccorso. Al Lido di Venezia infatti poteva trasformarsi davvero in una tragedia l'incidente sul lavoro che si è verificato in una struttura dismessa dove erano in corso dei lavori di riqualificazione. È crollato parzialmente il solaio, l'allarme in tarda mattinata. Alla fine il bilancio è grave, 4 operai feriti, 5 le persone evacuate, nessuno fortunatamente in pericolo di vita. Eravamo in pista attendendo atterraggi di normali velivoli quotidiani e quindi nulla di che, quando abbiamo visto arrivare il primo elicottero credendo fosse un'esercitazione e poi sul momento abbiamo capito che non lo era e qualche attimo dopo arrivare il secondo elicottero del 118 e sentire le ambulanze, quindi era evidente che qualcosa fosse successo. Un boato improvviso, il pavimento che cede sotto i piedi e il vuoto di diversi metri, attimi di terrore che potevano trasformarsi in tragedia al Lido di Venezia, dove il crollo del solaio dell'ex caserma Pepe ha causato 4 feriti, tutti operai, 5 le persone evacuate. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino durante un sopralluogo tecnico nella struttura di San Nicolò, destinata a diventare uno studentato universitario di Ca' Foscari da 220 posti letto. Un anno fa il via ai lavori. 9 le persone presenti al momento del cedimento tra operai, tecnici e professionisti incaricati dei lavori. Il solaio del primo piano improvvisamente ceduto, facendo precipitare i 4 lavoratori da un'altezza di circa 5-6 metri. All'arrivo del secondo elicottero e a sentire le ambulanze abbiamo capito immediatamente che c'era stato un evento di pericolo e quindi siamo andati incontro appunto agli operatori del 118. Eravamo alla pista al lato sud e quindi coperti dalla struttura dell'aerostazione. La cosa è successa invece lì nella caserma dove c'è il cantiere di restauro per quello che sarà lo studentato. Stavano intervenendo per portare via eventuali feriti. Vedere 2 elicotteri che arrivano e sentire l'ambulanza piacere non fa. Nonostante la violenza dell'impatto, nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente dal SUEM, 2 di loro sono stati ritrasportati agli ospedali di Mestre e Treviso, mentre gli altri 2 sono stati trasferiti tra Mestre e Venezia con traumi di media e lieve entità. Gli altri 5 presenti sono riusciti a mettersi in salvo ed evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre del distaccamento del Lido e con il supporto dell'autopompa lagunare da Dorsoduro. Sul posto, oltre i soccorsi, le forze dell'ordine e i tecnici dello Spisal che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del
cedimento, probabilmente legato al deterioramento dei materiali della struttura. L'area è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini su un episodio che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi. Adesso a Padova, dalla nostra Chiara Gaiani con Federico Cibotto, dove tiene banco la questione del Pedro, perché il giorno dopo il processo per direttissima gli attivisti del noto centro sociale hanno indetto una conferenza stampa al Pedrocchi. Vedete la nostra Chiara Gaiani all'esterno. Chiara, buongiorno, cosa è stato detto in questa conferenza stampa? Il dibattito è infuocato nella città del Santo. Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, te lo confermo, gli attivisti hanno ricostruito quanto accaduto contestando il comunicato che era stato diffuso ieri dai carabinieri, nessun accerchiamento da parte loro, nessun rifiuto di fornire le generalità e nessuna violenza, tanto che hanno annunciato la presentazione di una querela. La liberazione dei 4 attivisti è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri con l'applicazione della misura per tutti dell'obbligo di dimora e della permanenza a domicilio nelle ore serali, quindi dalle 22 della sera fino alle 7 del mattino. È stato diffuso anche un video a sostegno delle loro tesi, c'è stata anche una pesante contestazione del provvedimento della zona rossa e quindi della zona di controllo ad alto impatto. Infatti il controllo dei carabinieri è avvenuto proprio in via Annibale da Bassano, che è di fatto una delle aree centrali della zona rossa Padova, a ridosso della stazione. Vi faremo sentire tutto nelle edizioni di questa sera. Io vi lascerei al servizio che abbiamo confezionato questa mattina in redazione, che fa il punto su quanto è avvenuto, un dibattito che è destinato sicuramente a trascinarsi nella città di Padova. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto, la linea poi può tornare a voi. È finita così con la scarcerazione dei 4 attivisti arrestati, la giornata di tensione per la città di Padova, dopo che mercoledì notte 4 giovani appartenenti al centro sociale Pedro erano stati fermati dai carabinieri al termine di un controllo davanti al tribunale. Per tutta giovedì è durato il presidio. Il controllo dei carabinieri era avvenuto in via Annibale da Bassano, dove i militari avevano intimato l'alta a un'auto condotta da una 21enne che, dopo aver fatto salire a bordo 2 persone, aveva tentato di ingranare la marcia e scappare. Una situazione degenerata rapidamente dopo che durante l'identificazione i 3 erano stati raggiunti da una quarantina di attivisti arrivati dal Pedro, dove si era da poco concluso un'assemblea per il 25 aprile. I carabinieri accerchiati avevano chiesto aiuto alla centrale operativa. Con l'arrivo dei rinforzi, nonostante la resistenza, 4 giovani dell'area antagonista tra i 21 e i 30 anni sono stati tratti in arresto. La giovane alla guida è risultata destinataria di un foglio di via da Padova, mentre nell'auto è stata rinvenuta droga per uso personale. Un quinto soggetto è stato trovato in possesso di un martello da carpentiere. 7 carabinieri sono rimasti contusi durante l'intervento. Rimaniamo a Padova, dove nelle scorse ore la Guardia di Finanza ha arrestato un operaio polesano di circa 30 anni. Aveva ordinato 1 chilo di droga nella dark web e se lo è fatto incautamente spedire a casa. Guai per un 30enne operaio di Rovigo arrestato dalla Guardia di Finanza. Tutto nasce da un controllo di routine presso un centro smistamento spedizioni. I finanzieri di Padova, con l'ausilio delle unità cinofile, stavano monitorando i plichi in arrivo dall'estero quando uno dei cani segna un pacco sospetto. La provenienza: Barcellona, Spagna. All'interno oltre 1 chilo di marijuana. L'acquisto era stato fatto online, un click, il pagamento e la droga era già in viaggio verso l'Italia, nascosta in un normale involucro postale, spedita pochi giorni prima di Pasqua, quasi a sfruttare il caos dei volumi di spedizione festivi.
Le fiamme gialle, però, non fermano il pacco, lo lasciano arrivare a destinazione. Scatta la cosiddetta consegna controllata. Il plico viene recapitato regolarmente al destinatario, un operaio residente in provincia di Rovigo. Nel momento in cui l'uomo ritira il pacco e lo riconosce come suo, viene arrestato. Quindi le perquisizioni nei 2 appartamenti dell'uomo restituiscono un quadro ancora più pesante. 160 grammi di hashish e marijuana, già suddivisi in dosi, 2 bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e altro materiale compatibile, secondo l'accusa, con l'attività di spaccio. Il Tribunale di Rovigo ha convalidato l'arresto e i sequestri, disponendo per l'indagato l'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dalle 20 alle 7 e l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria 4 volte a settimana. Ritorniamo a Vicenza, dove la Procura della Repubblica vuole chiarire cosa sia accaduto. Stiamo parlando della morte di una neonata di appena 19 giorni. Una tragedia che apre molti interrogativi. Shira, neonata di appena 19 giorni, è morta all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il decesso è avvenuto dopo un quadro clinico che aveva reso necessario il trasferimento immediato in incubatrice subito dopo il parto. La bambina, secondo quanto emerge, era stata seguita dal personale sanitario fin dai primi momenti di vita, visto il quadro clinico complesso, ma qualcosa non ha funzionato. I genitori, una coppia di origine africana residente nel Vicentino, hanno depositato una denuncia per capire cosa sia successo alla loro Shira. Vogliono sapere se tutto sia stato fatto in maniera corretta. Il procuratore capo Giorgio Lino Bruno ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati. Un atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti necessari, a cominciare dall'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. Sarà questo esame a stabilire le cause della morte di Shira e a chiarire eventuali responsabilità. Nel frattempo l'Ulsotto Berica ha espresso cordoglio alla famiglia, assicurando piena collaborazione con gli inquirenti e mettendo a disposizione tutta la documentazione clinica. L'azienda sanitaria sottolinea come l'obiettivo sia fare piena luce sulla vicenda. Resta il dolore di una famiglia e una domanda che ora passa nelle mani degli esperti. Si è trattato di una complicazione imprevedibile che ha portato al decesso di Shira o c'è stato qualcosa che si poteva evitare? Domande, interrogativi aperti quindi a Vicenza. Noi adesso voltiamo pagina e parliamo di rincari, ma parliamo anche di un prodotto simbolo, l'asparago bianco di Bassano. La mostra, la famosa mostra è al via, ma è al via tra tante, troppe incognite, verrebbe da dire. Ci colleghiamo con Marta Zatta da Bassano. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, dicevi bene, questa mattina è stata presentata a Bassano del Grappa l'89esima edizione della mostra concorso dell'asparago bianco DOP di Bassano del Grappa, prodotto veramente d'eccellenza di questo territorio. Io sono in compagnia alla mia destra dell'assessore al turismo di Bassano del Grappa Giada Pontarolo, alla mia sinistra Paolo Brotto, che è il presidente del consorzio di tutela di questo prodotto. Allora, innanzitutto assessore, quanto è importante questo evento che si terrà domenica, lo ricordiamo, nel territorio di Bassano? Beh, sicuramente un evento importante, un evento storico. Ci avviciniamo il prossimo anno ad un compleanno importante, saranno i 90 anni di edizione. Un concorso che va a valorizzare quello che è un prodotto gastronomico d'eccellenza del nostro territorio e che racconta assieme quella che è la nostra storia, la nostra identità e la nostra cultura. Un prodotto, Paolo, appunto, che si inserisce però anche in un contesto, diciamo, internazionale difficile. L'asparago, come sono le vendite in questo periodo? Beh, le vendite sono molto positive. Abbiamo avuto chiaramente un anticipo di produzione che comunque ha aperto anche dei canali di mercato che erano preclusi e sono proceduti chiaramente molto positivamente anche durante la Pasqua, e chiaramente in questo ultimo
nell'ultimo periodo, anche dato il meteo, c'è una produzione più abbondante e comunque c'è un riscontro, le vendite continuano a crescere. Quindi diciamo in controtendenza magari rispetto a vendita di frutta e verdura che stiamo vedendo insomma anche in tanti altri territori. Prima però stavamo parlando che c'è anche chi cerca di fare un po' il furbo e hai dovuto fare una segnalazione all'antifrode. Sì, come consorzio abbiamo dovuto fare una segnalazione all'antifrode, dove in uno supermercato della zona vendevano asparagi di Bassano sfusi in cassetta. Questo non è permesso, perché voglio ricordare ancora anche quest'oggi che l'asparago bianco di Bassano DOP è solo quello che vedete qui legato chiaramente con la stroppa, che sarebbe un succhione di vimini, di salice, e dove è apposto chiaramente questo marchio, questo sigillo, dove c'è un numero seriale che è riconducibile sia al produttore e al giorno di raccolta, proprio per dare massima trasparenza al consumatore. Quindi non basta che sia coltivato nel nostro territorio, ma deve proprio procedere tutto questo, dalla piantagione, diciamo, fino alla coltivazione, fino al confezionamento, deve seguire il nostro disciplinare che ne garantisce chiaramente l'originalità di questo prodotto. Infatti ricordiamo che dal 2007 che l'asparago insomma è riconosciuto come denominazione di origine protetta, ma vogliamo raccontare un po' come si svolgerà anche la giornata di domenica? Domenica ci sarà i nostri soci che presenteranno chiaramente queste ruote di asparago che dai 2,5 kg a 3 kg, ci sarà poi una giuria che premierà i primi 10 mazzi di asparagi con una graduatoria e alle 11:30 ci saranno le premiazioni. Durante tutta la giornata ci sarà chiaramente la cooperativa di San Zeno, il centro di raccolta San Zeno, che venderà questi asparagi di Bassano DOP e degli altri produttori locali che venderanno chiaramente dei prodotti a marchio del nostro Veneto. Il prezzo più o meno quanto si aggira al momento? Beh, il prezzo al dettaglio siamo intorno adesso dai 13-14 euro ed è un prezzo un po' di riferimento perché chiaramente è l'unico DOP in Italia ed è il primo in Europa. Voglio ricordare che ce n'è solo un altro dal 2016 in Olanda, proprio perché comunque anche rispetto a un IGP ci sono molte più restrizioni da seguire, chiaramente ha un valore aggiunto più alto. Comunque c'è stato un aumento rispetto all'anno precedente? Chiaramente un po' l'aumento può essere dato anche un po' dal clima o anche comunque dalla richiesta. Chiaramente la richiesta è molto positiva e quindi chiaramente il prezzo è ancora un po' più sostenuto e quindi chiaramente è positivo anche per i nostri asparagicoltori. Quindi l'appuntamento appunto è domenica in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati qui con noi, la linea può tornare allo studio. E noi ringraziamo te, Marta Zatta, con Andrea Benetti da Bassano, ma rimaniamo a Bassano dove abbiamo tastato un po' l'umore dei bassanesi su questo incubo prezzi e inflazione. E quanto è aumentata la spesa quotidiana? Esagerata, è diventata esagerata. Guardavo adesso la frutta, se tu vuoi prendere delle pere, cioè vai a 6 euro al chilo, 5-6 euro al chilo vuol dire prendere 3-4 pere e spendere un'esagerazione. Frutta e verdura e anche i pomodori a 6 euro al chilo, cioè mi sembrano alquanto esagerati. Abbastanza, diciamo la frutta, frutta e verdura, ecco sì. Le guerre hanno influito in tutto questo? Sicuramente. Quanto è aumentata la spesa? Tantissimo. Meglio, cosa soprattutto? Meglio un po' tutto. Un po' tutto. E la gente si trova sempre più in difficoltà? Eh sì. Spende meno. Tutto là. L'unica cosa da fare. Parecchio, sì. Non so darle e tanti prezzi diversi. In che senso? Anche gli asparagi per esempio, da 8,90 vanno a 13,90 e sì, non è molto... No, tutto aumentato. Anche una spesa quotidiana diventa una sofferenza. Sì, anche no, il pane, veramente. Cioè 3 pezzi di pane 16 euro e... Il pane costa 7,50 al chilo, anche qua ho visto. È aumentato? La sensazione che sia aumentata almeno un 10%. Cosa è aumentato secondo lei di più? Ma tutto, qualsiasi roba, anche se vai a prendere i bottoni. Quanto è aumentata la spesa rispetto a qualche mese fa? Circa del 20-30%. Cosa è aumentato secondo lei soprattutto?
Frutta, verdura, carne, un po' tutti i generi alimentari. Una situazione che però diventa molto difficile per le persone. Certo, sicuramente sì. E diciamo che a parità di prezzo il carrello, non voglio dire che è la metà, ma 2/3 rispetto a prima, quindi sicuramente c'è stato un incremento di prezzi in generale. L'unica cosa che non sono aumentate sono le buste paghe dei lavoratori e questo mi sembra una cosa alquanto grave. Cosa bisogna fare qua? Sperare che vada tutto bene. Così a Bassano, ma tutto il mondo, tutto il Veneto è paese nella classifica delle città più care d'Italia stilata dall'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat. Spicca a Belluno che dopo il record di inflazione di febbraio si conferma ai vertici italiani. Non è più al primo posto, ma resta tra le città dove il costo della vita pesa di più sulle famiglie. Belluno si piazza a seconda nella classifica nazionale delle città più care, con un aumento medio di spesa di 678 euro all'anno per una famiglia tipo. A guidare la graduatoria è Como, con oltre 800 euro di rincari annui, mentre sul podio sale anche Grosseto. Ma è il dato Veneto a colpire. Tutte e 7 le province della regione compaiono nella parte alta della classifica. Dopo Belluno troviamo infatti Verona 14esima, Rovigo 18esima, Vicenza al 23esimo posto, Treviso e Padova al 25esimo, segno di un territorio dove l'inflazione continua a farsi sentire anche se con intensità diverse. Più indietro Venezia 35esima, che resta comunque sopra la media nazionale. Per Belluno si tratta di una conferma. Già a febbraio la città era risultata con il tasso di inflazione più alto d'Italia. Allora si era detto che il caro vita era stato influenzato dalle Olimpiadi invernali. A marzo, con le Paralimpiadi, il tasso è rimasto ugualmente tra i più alti, al 2,6%, e si è tradotto in un impatto concreto sui bilanci familiari. All'opposto della classifica, le città più virtuose si trovano soprattutto al sud, con rincari molto più contenuti. Un quadro che fotografa un paese ancora diviso, dove il caro vita corre a velocità diverse, ma con il Veneto stabilmente tra le aree più esposte. Le Olimpiadi quindi sono passate, ma i prezzi restano davvero olimpici, perlomeno a Belluno. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con la cronaca. Ho ancora molto da raccontarvi da tutto il nord-est. Di nuovo in diretta prosegue il nostro racconto di questo venerdì a nord-est. Mi aiuto anche con l'home page del Gazzettino per ripercorrere i fatti principali che già vi abbiamo raccontato. A Vicenza l'operaio morto nel depuratore di Casale, questo 67enne lombardo trovato senza vita dai colleghi. Le indagini sono in corso e poi questa maxi operazione dei carabinieri di Udine. Furti in casa, smantellata la banda, 13 colpi in 2 mesi fra Friuli e Veneto, arrestati 5 membri di una famiglia Sinti. In Veneto avevano colpito a Maserada, Spresiano e San Michele al Tagliamento. Questa sera vi daremo chiaramente tutti i dettagli. C'è poi la cronaca giudiziaria con 2 trevigiani, un pianista e la moglie, che si trovano alla sbarra in tribunale a Treviso con l'accusa di aver raggirato la contessa novantenne Laura Marzotto, rappresentante della celebre famiglia di imprenditori di Valdagno. I 2, un uomo di 65 anni e una donna di 40, sono accusati di aver approfittato delle fragilità della donna, da sempre amante della musica e dell'arte, per sottrarle del denaro, complessivamente diverse decine di migliaia di euro, donazioni, assegni, liquidità a fronte di lezioni private e organizzazione di serate a tema. I prezzi per l'accusa sarebbero stati gonfiati oltremodo. Nell'udienza di oggi si è proceduto alla nomina di un consulente tecnico incaricato delle trascrizioni delle telefonate e dei messaggi che il pianista trevigiano 65enne avrebbe scambiato con la contessa. Si torna in aula in autunno.
Oggi pomeriggio alle 14.30 nel Tempio di San Nicolò a Treviso i funerali di Pietro Monici, ucciso dall'albero caduto in via Botteniga poco più di una settimana fa. Era giovedì sera scorso, poco prima delle 19. A poche ore da questo addio gli amici del torrentismo, una delle attività sportive che praticavano, hanno preparato un nuovo video speciale proprio per ricordare Monici e le sue tante passioni. È qualcosa di inspiegabile perché è un ragazzo che muore in una fatalità così strana, insomma è qualcosa che non lascia spazio a riflessioni. Una vigilia triste, irreale, quella del funerale di Pietro Monici, il giovane morto schiacciato dal crollo del Pioppo mentre pescava insieme ad un amico sull'argine del Botteniga. Gli amici sono ancora increduli, fare i conti con la mancanza della vitalità di Pietro non sarà impresa semplice, ma oggi più che mai bisogna pensarlo libero di fare tutte le 1000 attività che lo rendevano così speciale, dice Christian Cavallin, che nel giorno dei funerali lo ricorderà con un video sui social commentato per l'occasione e postato poco prima dell'inizio della cerimonia. Lo ricorderò come un gran ragazzo che ha fatto una gran vita e di certo lui mi ha dato fiducia, però mi ha ritornato tanto indietro, quindi ho un bellissimo ricordo suo. Daremo il nostro saluto in stile Canyoning Bastards e quindi ci sarà un video che pubblicheremo appunto per dare l'ultimo saluto a Pietro. Non ci sarà spazio per la polemica di chi sia la responsabilità o meno, è cosa di cui si occuperanno altri. L'unico pensiero è che questa cosa non capiti mai più. Ma non mi sento di dare un giudizio, nel senso che è sempre molto difficile in queste situazioni riuscire a capire dove sia la reale responsabilità. Certo che bisogna attenzionare meglio affinché non capiti ancora una cosa del genere. Parliamo ancora di furti, di prevenzione dei furti in particolare, andiamo a Villorba. Siamo arrivati a più di 800 iscritti, stanno arrivando anche altre iscrizioni. Queste iscrizioni vengono comunque vagliate dai coordinatori del controllo vicinato e tentiamo di fare rete più possibile nel territorio. Il territorio di Villorba è molto vasto, quindi ben venga a tutti quelli che possono mettere un occhio e un orecchio per ascoltare, per vedere e segnalare. 2 incontri con la cittadinanza organizzati dal Comune e poi il passaparola tra cittadini per contrastare furti e truffe. Villorba punta a potenziare il controllo di vicinato, una rete tra residenti ed istituzioni che funziona sia come deterrente sia per le segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine. Chiaramente il controllo di vicinato non si deve sostituire alle forze dell'ordine, ma è solo un tenere d'occhio la propria abitazione, l'abitazione del proprio vicino e il proprio quartiere e segnalare, che le segnalazioni hanno dimostrato che sono dei deterrenti, ma soprattutto hanno risolto anche casi con avvenuti furti. E agli occhi dei cittadini si affiancano quelli elettronici delle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza. Telecamere siamo in completa evoluzione, noi ne abbiamo già più di 60 attive, con una control room che a breve verrà presentata con 6 maxi schermi. Stiamo investendo per implementare e chiudere il cerchio soprattutto con i lettori targa, che sono quelli che ci fanno da varchi all'entrata e all'uscita del nostro comune. Così dunque a Villorba, dove lo avete sentito ormai i soggetti aderenti al controllo di vicinato sono 800, ma non possiamo non dare uno sguardo complessivo a quello che succede nel resto del mondo, del paese, con la Premier Giorgia Meloni che è attesa a Parigi. Alle 14 c'è il summit su Hormuz all'Eliseo, voluto appunto dal presidente Macron. Domani mattina Meloni sarà all'assemblea di Federalberghi a Roma. Intanto vi dico anche che è scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano, tutte variabili che ovviamente ci interessano perché hanno delle ripercussioni anche sul territorio, e sui temi del territorio ritorneremo fra pochissimi minuti con Andrea Ferrazzi e con il nostro consueto appuntamento di Ecovisioni. A fra pochissimo.
Ecovisioni, siamo in diretta come ogni venerdì a quest'ora con Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Programma, oserei dire, quanto mai è necessario in questo preciso momento storico, perché se ci state seguendo fin dall'inizio vedete quanto la crisi energetica, i temi dell'ambiente poi dominino la cronaca quotidiana, quindi i temi sono davvero urgenti e i temi della sostenibilità riguardano anche i territori, riguardano le singole comunità, riguardano i comuni. Sono sfide globali ma anche locali, sempre più locali, con conseguenze, dicevo, dirette sui territori. Anche per questo do il benvenuto a Benedetta Squittieri, che è presidente della rete dei comuni sostenibili, perché la sfida della sostenibilità, Ferrazzi, passa per i comuni, passa per i sindaci. Ma sai, i sindaci sono in trincea e tutte le questioni ricadono sui sindaci, perché sono l'elemento istituzionale più vicino ai cittadini, anche le questioni alle quali i sindaci non sono in grado di rispondere. Il cambiamento climatico, con tutte le nefaste conseguenze, ricade sui cittadini e i cittadini magari vanno dal sindaco per chiedere un aiuto nei confronti dei danni e il sindaco si trova esposto. Quante volte succede durante queste settimane, in questi mesi? Quante volte sta succedendo con maggior frequenza rispetto a una volta? Devastazione in campo climatico e meteorologico, grandinate mai viste, tifoni, trombe d'aria nelle nostre regioni che non c'erano mai state, inondazioni, precipitazioni in poche ore di una quantità d'acqua che usualmente cade nel corso di alcuni mesi. E quindi è di ogni evidenza che anche solo dal punto di vista ambientale i sindaci sono in prima linea e hanno bisogno di essere ascoltati e essere supportati in ogni modo. Ecco, sindaci che vengono tirati in ballo e tirati per la giacchetta un po' su tutti i fronti. Dicevamo, Ferrazzi, la sfida dell'energia che in queste settimane si traduce anche nei rincari. I sindaci vengono chiamati in causa anche per far fronte alle difficoltà delle famiglie. Sono in trincea anche su questo, a 360 gradi. Certo, ma abbiamo visto anche in questi giorni, mi sembra che proprio il presidente dell'ANCI regionale, no? Il sindaco di Treviso, a Mario Conte ha lanciato un SOS a livello governativo, proprio perché le tensioni sono elevatissime. Quante volte abbiamo parlato durante questa trasmissione dell'energia, dicendo che dell'energia bisognava occuparsene per tempo? Quante volte l'abbiamo sottolineato, quante proposte abbiamo fatto in questa direzione? Quante volte abbiamo detto che l'energia, se noi non ci occupiamo dell'energia, poi i grandi interessi speculativi internazionali e anche politici istituzionali, quel matto di Trump ne sta facendo di danni incredibili anche per le nostre tasche, ebbene questi poi si interessano di noi. E abbiamo detto che lavorare per un'energia pulita è il modo migliore, perché l'energia green costa meno, quindi ha una ricaduta economica spaventosa per il bene delle tasche dei cittadini e per il bene delle tasche delle imprese, ma non è solamente quello, perché l'energia è anche sicurezza nazionale. Certo. Quando tu dipendi da un altro paese per la produzione, per il consumo della tua energia, è di ogni evidenza che dipendi politicamente da quel paese. L'abbiamo visto con la Russia, l'abbiamo visto nei confronti dei paesi, diciamo, della penisola arabica, ma lo stiamo vedendo in queste drammatiche ore, giorni e settimane con la crisi scatenata dall'attacco di Trump nei confronti dell'Iran, nei confronti degli Stati Uniti, i quali sono lì pronti a venderci il loro gas naturale liquefatto, che costa tantissimo e che ci fa passare da una dipendenza all'altra. Ora il governo sta anche giustamente dal punto di vista del breve periodo trovando soluzioni. Siccome è chiuso lo stretto di Hormuz e sta andando in Angola, in Congo, con l'Algeria e via dicendo, ma sono paesi insicuri, cioè rischi di rincorrere di volta in volta un evento drammatico per trovarti poi il giorno dopo in una condizione ancora peggiore di quella precedente. È per questo che serve la transizione ecologica e la transizione energetica, perché è sicurezza nazionale, autonomia nazionale,
calo drastico dei prezzi delle bollette. E Alessandro Granziera in regia fa bene a mostrarci le immagini di Hormuz con cui abbiamo familiarizzato in queste settimane. Tra l'altro oggi pomeriggio Meloni attesa a Parigi, c'è un summit proprio su Hormuz. Ma lei, scusi, ma lei si rende conto della follia che stiamo vivendo? Abbiamo appena trasmesso le immagini, basta chiudere uno stretto di poche decine di chilometri e il mondo va in tilt. Cioè la nostra dipendenza dal petrolio e dal gas, che è una dipendenza ormai oltre il secolo, è interessante, no? Cioè, tante economie hanno fatto delle rivoluzioni durante il Novecento spaventose. Noi siamo ancora che dipendiamo dal gas e dal petrolio, benissimo. Cioè basta chiudere 20 chilometri di stretto e il mondo va in tilt, ma non ci poniamo la domanda per gli speculatori, quelli che continuano a dire che bisogna assolutamente lavorare per il petrolio, per il gas, perché ci stanno guadagnando tantissimo, ma non ci rendiamo conto che stanno mettendo in crisi le nostre tasche, le nostre aziende, le nostre famiglie? E che il modello della transizione non risponde solamente a una questione etica già di per sé fondamentale contro il cambiamento climatico, ma anche a una questione economica. La competitività del nostro paese, la sostenibilità delle nostre spese. Perché dobbiamo pagare con il nostro stipendio l'aumento della benzina e del gasolio? Cosa che non abbiamo creato noi. Perché dobbiamo continuare a creare extra profitti di grandissime aziende multinazionali del petrolio e del gas che non demordono, quando invece ci sono tutte le possibilità di trasformare questo modello? Ferrazzi parla di famiglie, aziende, imprese, associazioni, aggiungiamo ovviamente i comuni e qui vengo all'ospite di giornata, Benedetta Squittieri, amministratrice pubblica e presidente della rete dei comuni sostenibili. Squittieri, buongiorno di nuovo. Che cos'è questa rete e quali sfide avete davanti? Sì, tanto grazie per l'invito a questo momento di riflessione, è molto importante. La Rete dei Comuni Sostenibili è un'associazione che conta circa 180 comuni di tutte, diciamo, le parti d'Italia, di tutte le dimensioni, quindi piccoli comuni e le grandi città e anche di ogni colore politico. La rete che cosa fa? Si occupa di territorializzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e mi collego anche alle parole che ho sentito poco fa, in un momento in cui il multilateralismo, quando nacque l'Agenda 2030, le Nazioni Unite si misero d'accordo per migliorare la qualità della vita dei cittadini della terra che tutti insieme viviamo, si misero d'accordo in un momento appunto pensando che si potesse costruire insieme un futuro migliore. Oggi con questa crisi del multilateralismo vediamo quanto invece siamo fragili, quanto l'interdipendenza, cioè quello che succede nelle altre parti del mondo impatta anche sulle nostre realtà e forse l'abbiamo un po' sottovalutato come comunità, come comunità politiche, perché abbiamo pensato che sì, vabbè, però si poteva sempre rimandare, no, questa decisione, cioè la decisione di lavorare al raggiungimento di quegli obiettivi che come comunità globale ci eravamo dati. E quindi la rete nasce nel 2021 per territorializzare quegli obiettivi e per ribaltare un po' questo ragionamento, cioè per dire cosa possiamo fare noi dal basso, qual è il ruolo dei territori, dei comuni per lavorare a questi obiettivi globali, come queste strategie globali entrano negli strumenti di programmazione dei comuni e come, diciamo, proprio perché i sindaci, le amministrazioni locali sono la parte più vicina ai cittadini, chiaramente anche le amministrazioni locali hanno degli strumenti da un lato per guidare le proprie politiche, dall'altro anche però per render conto alla cittadinanza e quindi noi ogni anno lavoriamo con gli enti locali e con i comuni, ma non solo, abbiamo anche province, città metropolitane e stiamo lavorando anche già a una collaborazione con le regioni perché la strategia multilivello in questo caso è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Le competenze, come sappiamo, nel nostro paese sono sempre frammentate, quindi
quindi invece di collaborare spesso c'è uno scaricabarile di responsabilità, e invece noi vogliamo lavorare proprio in questo senso. Ogni anno con appunto gli enti locali lavoriamo a dei monitoraggi veri e propri con degli indicatori scientificamente individuati sulla base delle competenze degli enti con cui collaboriamo, e questi indicatori vanno da temi molto concreti, quindi è un lavoro molto concreto che i comuni sono chiamati a fare proprio per valutare se la direzione che stanno intraprendendo è quella giusta verso gli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi verso la lotta al cambiamento climatico, verso una costruzione di una comunità più equa. Voglio sottolineare però un aspetto che appunto avete già anche voi sottolineato: non si tratta soltanto dei temi ambientali. Noi dobbiamo sapere che i temi della sostenibilità riguardano certo la sostenibilità ambientale, ma che è strettamente collegata alla sostenibilità economica e alla sostenibilità sociale. Noi dobbiamo vivere in un mondo più giusto e quindi la nostra rete prova a supportare i comuni e i sindaci in questa direzione. Ecco, quindi c'è una rete che supporta i comuni, perché Ferrazzi i comuni vanno supportati. Il tema è quello delle risorse e quello della programmazione. Spesso non ci sono le risorse, troppo spesso non ci sono le risorse, ma non c'è neanche una capacità di programmazione, o perlomeno magari i comuni singoli fanno sempre qualcosa, però poi non riescono a lavorare in maniera condivisa. E soprattutto i comuni sono attraversati da questioni che vanno ben oltre le loro capacità di incidere sulle stesse, no? I comuni italiani sono molte migliaia e molti hanno dimensioni assolutamente piccole per affrontare in maniera efficiente e efficace i bisogni dei cittadini e dei territori. E allora ci sono molte cose da fare per superare questa questione. Certamente una di queste è quella di creare queste reti, cioè di creare dei luoghi in cui i comuni possono mettersi insieme, ragionare insieme sul futuro e cercare insieme i servizi e le politiche, quello che necessita per far fronte a quello che sta accadendo. Dopodiché la Presidente parlava di territorializzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna far sì che i grandi progetti europei poi abbiano delle ricadute davvero positive a terra. D'altro canto sia il PNRR, che ha portato nel nostro Paese una quantità di soldi che non si erano mai visti, no? 192 miliardi e mezzo di euro più il fondo complementare da 30 miliardi, quindi più di 200 miliardi in 5 anni nel nostro Paese. Bene, questo fondo qui lo si sapeva già al principio. Se non ci fosse stata una giusta valorizzazione del lavoro dei comuni, semplicemente questi soldi sarebbero stati buttati via. Ma questo, per essere concreti, per essere corretti, bisogna dire che l'Europa l'aveva detto già, perché con il lancio del Green Deal, per esempio, nel 2019, la von der Leyen, nel discorso istitutivo di quel grandissimo, progetto di transizione economica, aveva detto: senza il coinvolgimento degli enti locali, dei comuni in particolare e anche delle regioni, e anche senza il coinvolgimento delle province e città metropolitane, che dovrebbero nel nostro Paese essere l'ente del coordinamento delle politiche sovradimensionate rispetto a quelle del comune. Ebbene, senza questi, diceva la von der Leyen, non ci sarà la possibilità di calare a terra i progetti, e oggettivamente un po' di quattrini del PNRR li abbiamo buttati via. Tanti studi dimostrano che potevano essere fatti molto meglio, che potevano essere basati su studi e su necessità molto più approfondite. Quindi il suo bilancio, Ferrazzi, è in chiaroscuro? È in chiaroscuro. Il PNRR è stata certamente un'operazione, quella europea, poi la declinazione italiana, di straordinaria importanza, e ha contribuito, anche se vuole semplicemente in questi anni, a evitare che il calo drastico del nostro Paese della produzione industriale avesse un impatto ancora peggiore di quello che sta avendo sulla nostra economia, sugli stipendi e sulla qualità di vita delle persone. Il problema è che se il PNRR poi finisce, e finirà quest'estate, senza aver trasformato l'asset produttivo, la capacità produttiva industriale del nostro Paese, non serve più, no? Cioè, tu non devi semplicemente dare il pesce, come dice l'antica storia, devi insegnare a pescare. Allora il PNRR, e quanti ragionamenti facemmo già quando da senatore
appunto coordinavo queste cose per insomma, la Commissione Ambiente, quante volte abbiamo sottolineato il fatto che doveva essere non la mancetta, non i soldi per sostituire altri soldi, per esempio dello Stato e del bilancio ordinario, ma un elemento fondamentale di trasformazione del nostro sistema industriale, che consentisse quindi alla fine dell'erogazione di questi miliardi di trovarsi competitivi, capaci di essere inseriti nei settori dove non ci siamo. Possiamo dire, Ferrazzi, che non è stato lanciato il cuore oltre l'ostacolo? È mancata una sana programmazione. In grande. Si è sognato in grande con la incapacità a volte di declinare operativamente quei progetti. Io vi mostro questa pagina web della Rete dei Comuni Sostenibili, vi invito appunto poi a consultare il materiale online, c'è il rapporto di ASVIS, se ci seguite sapete benissimo che cos'è ASVIS, è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che appunto valuta l'impatto del PNRR sullo sviluppo sostenibile dell'Italia e dei suoi territori. Squittieri, le chiedo, i comuni che ruolo hanno avuto, si sono comportati bene, riusciranno a mettere a terra tutti i progetti? Perché tra l'altro c'è anche il tema della corsa contro il tempo, perché questi progetti adesso devono essere tutti finalizzati. Che fotografia si sente di scattare in tal senso? Allora, sul PNRR condivido le parole che sono state dette da Ferrazzi. Penso che diciamo, se si va a analizzare tutti gli indicatori che almeno fino ad oggi abbiamo potuto vedere sull'attuazione del PNRR, si vede come le risorse spese più velocemente sono quelle poi affidate agli enti locali, che hanno una maggiore capacità di spesa e una maggiore capacità poi di mettere a terra, come si diceva prima, le progettualità anche che arrivano attraverso risorse ovviamente da altri enti. Quindi io penso che su questo andrà fatto un lavoro e un approfondimento, però ci sono stati due problemi fondamentali. Uno, c'è stata una sottovalutazione importante rispetto al fatto che le risorse del PNRR ovviamente sono risorse a investimento, e quindi ogni volta che si genera un investimento nella pubblica amministrazione, si costruisce un asilo, si costruisce una scuola, parallelamente si genera una spesa corrente, e su questo diciamo il nostro paese non è riuscito a costruire un sistema che ci consentisse come enti locali di fare investimenti che poi avevano anche la capacità e la possibilità di essere sostenuti attraverso la spesa corrente. Quindi questo è un tema che si apre oggi, quando quei progetti arriveranno alla fine dei cantieri, e quindi si arriverà poi a dover gestire quelle nuove infrastrutture. Numero due, c'è un grande tema che riguarda gli enti locali e che aggiungo a quelli che sono stati già detti, che è quello delle competenze. I nostri enti locali, visto che si parla di comuni, oltre 8.000 comuni, alcuni piccolissimi, altri città ovviamente molto grandi, in alcuni casi i comuni, oltre ad avere un problema di mancanza di risorse, hanno un problema di mancanza di risorse umane. Oggi c'è una grande difficoltà per diciamo la gestione ordinaria delle competenze dei comuni. Il fatto che siano arrivate una grande quantità di risorse e che quindi gli enti si siano trovati a gestire tante risorse che magari prima gestivano in diversi anni in pochissimo tempo, questo non ha aiutato, e devo dire che anche su questo forse c'è stata una sottovalutazione e quindi un'incapacità di dare strumenti operativi agli enti anche per la gestione del PNRR. Io credo che il PNRR sia stata una grande opportunità per il nostro paese e anche per gli enti locali. In alcuni casi sono stati fatti veramente progettualità importanti, interessanti, che porteranno benefici al territorio. Quello che noi dobbiamo saper fare anche però inserire questo tipo di investimenti e questa visione all'interno di quella visione che appunto veniva citata prima, che l'Europa ha e ha avuto sul Green Deal, e quindi sulla grande trasformazione economica e sociale dell'Europa. Qui l'Europa può ancora avere un ruolo da protagonista, nonostante appunto la situazione globale ci racconti sempre e solo di nuovi conflitti
conflitti e non della disponibilità dei grandi paesi del mondo di mettersi seduti a un tavolo a trovare le soluzioni, ma c'è come dire una chiusura al dialogo. Ecco, qui l'Europa secondo me può svolgere un ruolo molto importante. Il protagonismo delle città ha provato a metterlo in campo attraverso alcune missioni, anche attraverso l'agenda urbana europea, che secondo me nel nostro paese è stata declinata con poca capacità e poca incisività. I fondi europei arrivano spesso e ancora esclusivamente attraverso i fondi strutturali alle città, ecco, poco le città riescono a rispondere, o sono ancora poche le città che riescono a rispondere ai grandi bandi europei e quindi a ricevere risorse dirette. Che sono strutturate per rispondere anche in termini di competenze umane, competenze professionali. Guardi che non a caso il PNRR si basava certamente sul trasferimento di risorse, ma poi su delle riforme strutturali si chiamano. Diceva per esempio la pubblica amministrazione deve ripensarci e quindi diceva ai paesi, e c'è l'obbligo da parte dei paesi, guarda io ti do questi fondi, quasi la metà dei fondi dati in Italia sono stati a fondo, diciamo fondi gratuiti, no? A fondo perduto si dice, cioè non devono essere restituiti. Ebbene, però tu devi mettere mano alla macchina della pubblica amministrazione in modo tale da evitare che questi soldi vengano sprecati o utilizzati male. E quindi una grande operazione di riforma della pubblica amministrazione che consenta alla stessa pubblica amministrazione di ben funzionare. Allora, anche su questo ci sono luci ed ombre. Se vogliamo essere chiari fino in fondo, anche l'elemento dimensionale dei nostri comuni non va bene. Abbiamo comuni con poche centinaia di abitanti, uffici tecnici che hanno 1 o 2 persone che devono contemporaneamente gestire l'urbanistica, i lavori pubblici, il patrimonio e via dicendo. Capisce, è impossibile, è proprio impossibile gestire progetti di questo tipo con queste dimensioni. Io credo per esempio che si debba procedere in una logica anche dimensionale un po' diversa dai nostri comuni, ma quella comunque non sarebbe necessaria ma non sufficiente. Bisogna davvero lavorare nella logica della formazione, nella logica della motivazione, dare l'idea anche che lavorare nella pubblica amministrazione è fondamentale, cioè anche una questione di restituzione del prestigio e dello status. Perché se un cittadino pensa se vado nel privato fa figo, se vado nella pubblica amministrazione meno, non va bene, perché invece quando tu lavori nella pubblica amministrazione dovresti essere ancora più figo, cioè lavori per il bene di tutti, per il bene dei tuoi figli, dei tuoi nipoti, di chi non conosci, delle future generazioni, del territorio. Serve una svolta culturale. Serve una svolta culturale, serve rivedere complessivamente molte cose. L'altra questione che riguarda il PNRR è che noi ci siamo abituati nel corso degli anni a valutare i progetti in base al finanziamento e ai soldi spesi di quel finanziamento. È una condizione iniziale ma non è sufficiente, bisogna passare a quella che si chiama la valutazione di impatto, cioè per essere chiari. Io do dei soldi per fare delle strade, benissimo, il comune riceve, o la città metropolitana o la provincia riceve dei soldi per fare delle strade. Non è sufficiente, bisogna andare a vedere se poi sono stati spesi e questo è già un passo successivo, ma non è sufficiente, poi bisogna vedere ma quante nuove strade oppure quale riqualificazione è stata fatta, ma anche questo non è sufficiente, bisogna andare a vedere poi l'impatto di quelle strade su cosa, su chi le utilizza. E quindi bisogna andare a valutare come si è modificato il traffico, il tempo di percorrenza, la qualità della vita dei cittadini. Questa che è una rivoluzione, passare dal semplice concetto di spesa pubblica al concetto di impatto degli investimenti, è la linea maestra della presente e futura programmazione sia a livello europeo che a livello territoriale ed è su questo che bisogna fare un enorme salto di qualità. Perché per fare questa rivoluzione ci vogliono, tornando al discorso di prima, delle competenze, ci vuole una catena di competenze per fare questo tipo di valutazione. Ma anche solo, intanto devi definire gli obiettivi come Dio comanda, cioè obiettivi chiari e quindi raggiungibili e verificabili, sistemi di monitoraggio. La Presidente parlava dell'ASVIS, no? Che è la più grande rete mondiale sullo sviluppo sostenibile. Bene, ASVIS per esempio fa un'attività importantissima di monitoraggio, cioè va a vedere quello di cui stiamo parlando adesso. Nel momento in cui hai fatto il monitoraggio devi essere messo nella condizione di valutare
quant'è la distanza tra l'obiettivo che avevo definito e lo stato attuale, e secondariamente cosa devo fare quindi per modificare le mie azioni amministrative per raggiungere quell'obiettivo. Quindi una serie di step successivi che sono assolutamente necessari. Squittieri, le chiedo, ma in questo momento in cui siamo travolti dalle emergenze, c'è lo spazio per coltivare questa sana lungimiranza anche da parte delle pubbliche amministrazioni, perché servono le competenze tecniche, servono le competenze professionali, ma servirebbe anche una visione politica nuova. Serve una visione politica nuova, ma insomma serve un cambio di mentalità sia rispetto al tema, per esempio, della misurazione degli impatti. È un tema fondamentale, non si faranno più progettualità pubbliche senza la misurazione degli impatti. Però io penso che serve un cambio di mentalità anche nel coinvolgimento delle comunità, e quando parlo di comunità parlo di collaborazione pubblico-private rispetto ai grandi obiettivi, perché uno degli obiettivi, per esempio, in questo momento l'Europa si sta dando su diciamo il tema climatico è il coinvolgimento di 100 città europee sull'abbattimento della CO2, e quindi provare a sperimentare con 100 città europee soluzioni per arrivare alla carbon neutrality entro il 2030 e non entro il 2050 come diciamo è l'obiettivo del Green Deal. Sappiamo che sono scadenze diciamo e quasi missioni impossibili, ma a che cosa serve questo? Serve a cambiare la mentalità dentro le pubbliche amministrazioni, ma anche in quelle comunità, perché noi sappiamo bene, per esempio, che il tema dell'impatto della CO2 nelle grandi aree urbane viene da alcuni grandi temi, no? La mobilità prima di tutto, quindi in questo è fondamentale il ruolo dei servizi pubblici, ma è anche fondamentale la mentalità dei cittadini e la collaborazione dei cittadini in questo senso. L'altro aspetto è la presenza, per esempio, di industrie, e quindi come oggi, per esempio, le nostre industrie affrontano il tema della transizione ecologica è fondamentale, e ormai, come spesso ci ricorda Giovannini di Asvis, ormai è dimostrato che le imprese che in Europa investono nella sostenibilità e non la considerano un costo ma la considerano un investimento, diventano poi le imprese più competitive nel mercato globale. Quindi qui serve un cambio di mentalità, e io penso che ci siano nel nostro paese tante piccole grandi realtà che su questo stanno lavorando fattivamente. Noi come rete cerchiamo di lavorare con chi è già pronto e chi già sta facendo questo tipo di interventi, ma stiamo lavorando anche con quei comuni che magari fanno più difficoltà a capire come si rende concreto un obiettivo all'interno di uno strumento di programmazione affinché poi sia misurabile, e quindi il nostro lavoro, per esempio, sui monitoraggi rispetto ai comuni va proprio in questa direzione. Quindi noi dobbiamo non solo pensare che gli obiettivi siano grandi e raggiungibili, ma dobbiamo prenderli pezzo per pezzo e lavorarci. Chiaramente serve un cambio di mentalità, serve un cambio di approccio politico, e mi viene da dire che in questo momento sono più pronti i territori del dibattito che vediamo a livello globale. Quindi Squittieri, quella della città a zero emissioni è una missione possibile? È una missione possibile, l'Europa ci sta lavorando, le città ci stanno lavorando, e stanno lavorando a soluzioni che poi possano essere riutilizzate, perché l'altro elemento è questo: mettersi in rete vuol dire lavorare affinché le soluzioni che in un territorio hanno funzionato possano essere riutilizzate, o anche a verificare come mai una soluzione non ha funzionato, e quindi a correggere gli errori che ovviamente chi ci prova per primo si trova a fare. In Italia, delle 100 città europee che lavorano alla missione impatto zero sul clima e quindi alla carbon neutrality, di queste 100 città 9 sono italiane. Queste 9 città stanno lavorando completamente. È un segnale incoraggiante che ci dice anche che se queste missioni impossibili non partono dall'alto, possono partire dal basso. Sì, e tenendo conto anche di un dato che non è proprio secondario: nel 1900 gli abitanti del mondo che abitavano nelle città erano il 10%.
Oggi siamo sul 70%. Questo vuol dire che non è tanto partire dal basso, vuol dire proprio attaccare la questione del cambiamento climatico e dell'inquinamento lì dove viene prodotto. La stragrande maggioranza degli abitanti al mondo oggi vive nella città e questo sta succedendo anche in Italia, dove già più del 50% vive nelle città. E allora è esattamente dalle città che bisogna partire, perché ne hanno un beneficio esse stesse, ma ne ha un beneficio tutto il territorio nazionale. E quindi dalle città cerchiamo di ripartire. Ringrazio Benedetta Squitieri, Presidente della Rete dei Comuni Sostenibile. Grazie Presidente, grazie come sempre Andrea Ferrazzi. Chiaramente ci aggiorniamo alla prossima. Come vedete, insomma, sono temi sempre più di strettissima attualità, che ormai coincidono con la cronaca quotidiana. Grazie quindi Andrea Ferrazzi, grazie a voi, grazie a Alessandro Granzera, Antonio Poll dalla regia. Io vi lascio subito dopo Ecovisioni a Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e poi al film alle 15:45 Una botta di vita, un film celeberrimo con Alberto Sordi e Philippe Noiret, insomma un cast di primissimo piano. È tutto per il momento, buon proseguimento su Antena 3.